Serie B-Win, tutti i colori della passione. Stadio Ezio Scida di Crotone, di fronte Crotone e Gubbio, incontro valido per il 10° turno del campionato italiano di Serie B-Win. Rendimento opposto per le due squadre fino a questo punto, con il Gubbio di Pecchia che non perde da 5 turni, 5 anche le partite, ma senza vittoria per Menechini e Su. Una curiosità, questo è il primo confronto in Calabria tra le due compagini. Arbitrerà il signor Giancola di Vasto. La prima azione del Gubbio di Pecchia, Bazzoffia si propone alla tre quarti del Crotone, serve in aria Ciofani che prova la conclusione con il destro, la sua conclusione viene deviata da Florenzi che agevola l'uscita di Bindi. Partita bloccata, ma poco dopo il 10° Briganti commette un errore veramente ingenuo, si inserisce Sansone che però viene steso da Donnarumma, calcio di rigore per il signor Giancola che non ha dubbi in merito. Si presenta dal dischetto il brasiliano Gabbionetta che prova la conclusione, spiazza il portiere Donnarumma, gol del vantaggio per il Crotone del brasiliano Gabbionetta, il suo primo centro stagionale. Ancora il brasiliano sulla destra entra in aria, prova la conclusione con il sinistro, Donnarumma è bravo a parare. Vediamo anche l'azione del brasiliano, la sua cavalcata sulla destra, la conclusione con il sinistro. Padroni di casa che cercano il raddoppio, ci provano con il rinvio del difensore Djuric che viene servito al limite dell'area di rigore, prova il destro, la sua conclusione finisce di poco fuori. Rivediamo anche nel replay come il pallone venga accompagnato da una zolla del terreno dello Scida fuori. Nel finale di tempo ci prova il Gubbio, cross di Ragazzo, Bindi respinge, Caracciolo prova la conclusione da fuori, la palla va sopra la traversa, si va al riposo con il Crotone avanti per 1-0. Nella ripresa il Crotone parte a caccia del gol del raddoppio, prima con una punizione di Gaetano Khalil, bravo Donnarumma a mettere in angolo, vediamo la punizione del brasiliano, e poi ancora d'azione da calcio d'angolo e Djuric questa volta che svetta in aria con un preciso colpo di testa che però non impensierisce l'estremo difensore del Gubbio. Al 15° l'errore arriva dall'altra parte, lo commette Vinetoni, approfitta Bazzoffia che entra in aria, attende l'uscita di Bindi, serve Ciofani che fa 1-1, quarto gol stagionale per l'attaccante del Gubbio, festeggiato dai suoi. Rivediamo l'errore imperdonabile di Vinetoni, approfitta bene Bazzoffia, attende l'uscita di Bindi, serve Ciofani che fa 1-1. Il Crotone è solo Gabbionetta che verso la mezz'ora prova con questa splendida mezza rovesciata su azione da calcio d'angolo, il tiro finisce di poco sopra la traversa. Rivediamo la bella azione di Gabbionetta e questo è il preludio al gol che arriva meritatamente soltanto all'ultimo respiro nel finale. L'azione è portata avanti dal Crotone, il servizio al centro, la palla arriva tra i piedi di Djuric che salta un avversario e di destro batte imparabilmente in pieno recupero Donnarumma, la gioia del popolo di Crotone. Rivediamo il bel destro di Djuric al suo primo gol stagionale, un gol pesantissimo che vale 3 punti. Crotone dunque che torna a vincere, scavalca in classifica proprio il Gubbio che si vede interrompere la sua striscia positiva e si vede complicare il cammino verso la salvezza.